buonasera Daniele Emanuelli. Buonasera da Irene Benedetti, io stasera sono davvero felice Daniele perché è tornata, lo dico subito, è tornata la nostra Giorgia Bertozzi. Ciao Giorgia, la nostra meravigliosa giornalista. Ciao Irri, ciao a tutti, ben ritrovati. Benissimo, Gli altri li puoi presentare tu. Ma noi, Emanuele, Mattia e Renzo possiamo anche uscire fuori dallo studio. Facciamo noi stasera. Sì, vi lasciamo voi due, va bene. Ottava puntata in stagione di Sport Up, lo volevo dire prima ma Irene mi ha interrotto. Ottava puntata in stagione di Sport Up e si è giocato un derby molto sentito ieri allo Stadio Romeo Neri per via del campionato d'eccellenza, ovvero tra Rimini e Fiariccione. Ma questa sera, Irene mi ha anticipato, andiamo a vedere subito gli ospiti della serata e poi vi ricorderemo per l'appunto come interagire con noi. Abbiamo già salutato la nostra Giorgia Bertozzi, vicino a lei siede il nostro opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonasera, buonasera a tutti. Andiamo a salutare l'ospite invece biancorosso Mattia Contarini. Buonasera a tutti. Centrocampista del Rimini, ovviamente lo ringraziamo sempre anche l'ufficio stampa per mandarci gli ospiti nella nostra trasmissione e poi alla fine il nostro opinionista vulcanico Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. E io devo ancora interromperti perché devo fare un saluto a due fanciulle speciali, saluto e do un bacio a Noemi e Jody. Ciao Noemi, ciao Jody. Possiamo andare avanti. Adesso puoi anche uscire, mi dispiace. Ricordiamo quali sono i numeri per anticipare. Allora, interagite con noi sulla messaggistica tradizionale su WhatsApp scrivendo al 333-609-4299, su Facebook e adesso andiamo a leggere classifica e risultati, giusto? Sì, non ho capito quale numero è dato però. 333-609-4299, classifica e risultati, li leggiamo subito, ringraziamo Stefano e Renzo. Partiamo dai risultati e abbiamo Argentana Cervia 3-1, Bellaria Igia Marina San Pierana 1-0, Granamica Corticella 2-2, Marignanese Faenza 1-2, Old Meldola Massa Lombarda 3-1, Progresso Real San Lazzaro 3-2, Rimini Fiariccione 3-0, Sant'Agostino Castrocaro 0-1, Sasso Marconi Faro Coop 3-1, Savignanese Classe 1-1. Ripeti Savignanese, scusa. Savignanese. Vabbè, andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Allora, festeggiamo perché finalmente Renzo cosa avrà da dire stasera? Al primo posto Rimini con 20 punti, segue il Granamica 19, Sasso Marconi 16, Classe 15, Argentana, Savignanese, Progresso 14, perché ridi? Massa Lombarda 12, Fiariccione, Faenza, Old Meldola 11, Real San Lazzaro, Faro Coop 9, Castrocaro, Corticella, Sant'Agostino 8, Cervia 7, Marignanese 6, Bellaria Egea Marina 4, San Pierana 3. Allora, entriamo in studio perché adesso iniziamo a sentire appunto i nostri ospiti in virtù dell'ultimo turno giocato d'eccellenza e inizierei questa sera, Renzo, se non ti offendi, dalla nostra Giorgia. Diamo un attimo priorità a lei, al gentil sesso e poi arrivo da te, Renzo. So che tu sei voglioso di parlare delle altre squadre, anche del campionato d'eccellenza. Giorgia, ho messo finalmente quasi un mese e mezzo per ottenere il primo posto, forse qualcosa in più. Sei contenta stasera? Contenta sì, è normale che insomma è quello che si auspicavano tutti, è quello per cui questo Rimini ha iniziato il campionato, insomma, per vincerlo, per stare lassù, per cercare di portarlo in fondo e di vincere questa eccellenza. È un risultato importante perché questa settimana ha portato 9 punti, non è mai facile in nessun campionato, e vincere 3 partite di fila, Rimini ci è riuscito, devo dire anche con merito. Domenica ha fatto una bella partita contro la Fiariccione, è stato soprattutto il primo tempo ancora una volta quello che mi è piaciuto di più. È un Rimini che inizia a ingranare soprattutto e quando questa squadra gioca ha dimostrato di avere comunque un organico importante che può permetterle di vincere contro qualsiasi avversario. Emanuele, tu non sei venuto con la maglia a scacchi ma con la maglia nera. Quanto ci sarà questa maglia a scacchi? Quando arriverà? Dai, ma mi freghi le domande, no, vada. Quando arriverà questa maglia a scacchi? Stando al comunicato diramato sabato dalla società non manca molto, non c'è una data precisa. Senti che voce sexy che ho stasera, sì, voce nasale. Te lo dici da solo. No, mi sento perché qui rimbombo in una maniera diversa. Allora, ti autopiaci? Mi autopiaci. Sì, dopo mi faccio anche un autoscatto. Sì.
niente, arriverà, a breve arriverà, non sappiamo ancora quando, perché appunto nel comunicato della società non c'è una data. Si parla del fatto che l'attesa sta per finire, abbiamo sentito qualche coro, insomma c'è qualche mugugno in giro perché la gente giustamente chiede di poter giocare con la maglia ufficiale, no? Con la maglia originale. Ancora un po' di pazienza, arriverà. Io non sono sinceramente tra quelli che si scandalizzano più di tanto in questo momento, perché i problemi sono tanti, insomma sappiamo che la partenza è stata un pochino complicata, quindi le maglie servono e sappiamo che arriveranno. Non sono tra quelli, insomma, che si impenna perché vorrebbe vedere gli scacchi il prima possibile piuttosto che il grigio antracite che tanto poco piace, perché poi è questo più che altro che ha fatto storcere il naso a qualcuno, non è tanto la mancanza degli scacchi che ci siamo abituati, no? Nel senso, la Macron ha sempre portato tutto fine ottobre, alle volte primi di novembre, e sono i colori, diciamo, scelti per le divise temporanee, non c'è praticamente bianco-rosso, e vabbè, il grigio antracite di ieri con le rifiniture gialle, insomma qualcuno rimane perplesso, e vabbè, però si tratta di avere ancora un pochino di pazienza e poi il problema si risolve. Mattia, avete dagli scacchi che elencava adesso Emanuele Pironi, avete fatto ieri scacco matto perché avete superato il Gran Amica. Te l'aspettavi questo primato in questo periodo della stagione, oppure sinceramente da giocatore, da protagonista in campo, ti aspettavi già da subito di partire con una vittoria? Mi riferisco soprattutto alla prima di campionato contro l'Argentana. No, dai, È un campionato difficile. sì, è un campionato molto difficile perché tutte le squadre contro di noi giocano al massimo per vincere perché noi siamo la squadra più forte del campionato, e quindi è molto complicato, sì. Renzo, allora facciamo un approfondimento prima di parlare con te dei Rimini, ne parleremo dopo, ti metto già i freni. Fammi un approfondimento un po' sul turno di ieri, cosa ti ha sorpreso, perché la scorsa settimana hai sentito anche Giacomo che faceva riferimento a Gran Amica, che è stato puntualmente superato in classifica dal Rimini. Dimmi se a tuo modo di vedere la classifica rispecchia un po' l'andamento dopo queste prime giornate di campionato. Chiaro che ieri è stata una domenica tutto appannaggio del Rimini. Vediamo il pareggio della Gran Amica 2-2 con il Corticella, se non vado errato, però è una squadra che ieri ha tenuto il suo settimo risultato utile, vuol dire 6 vittorie e un pareggio, se lì vuol dire che qualcosa di buono c'ha, tutto sommato. Ecco, poi il pareggio della Savignanese, era un incontro cru, diciamo, tra Savignanese e Classe, è terminato 1-1, anche qui la Savignanese ha dalla sua parte un rigore sbagliato da Dormi. Mentre invece la cosa negativa mi viene da questa massa lombarda che negli ultimi 5 partite ha ottenuto ben 3 sconfitte, tra le quali 2 consecutive. È chiaro che è stata una domenica tutto appannaggio della Rimini Calcio, però si fanno sotto con prepotenza questo Sasso Marconi, che tutti conosciamo, una squadra secondo me forte, ha nel suo film un giocatore come Noselli, se non vado errato, Nosselli, un giocatore che ha giocato già in categoria superiore, e questo è il progresso che ieri ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva. Io penso che Rimini non ha problemi per vincere questo campionato. Io l'ho sempre detto dall'inizio, la squadra è fatta per vincerlo, anche se, diciamo, ieri ho visto forse a Romeo Neri la più bella partita di queste prime 8 partite. Ne parliamo dopo, però onestamente l'organico Rimini ce l'ha. Io ho sempre detto che è un campionato livellato verso il basso, non certamente verso l'alto, perché le squadre che inseguono il Rimini litigano tra di loro. Vuol dire che dietro non c'è grandi squadre che possono dar fastidio. E vediamo i risultati che ogni domenica ci sorprendono. Torna la vittoria in Bellaria, la sua prima vittoria stagionale, superando la Samperana per 1-0, e con questa vittoria addirittura scavalca la Samperana. C'è stato il primo esonero ieri della domenica, è stato generato un allenatore della Samperana, mentre anche il Cervio lo vedo in difficoltà. Diciamo, la cosa negativa mi sorprende da queste 2 matricole, una in negativo e una in positivo. In positivo certamente la Fioricione, anche ieri si è uscita sconfitta, ma ha una grande squadra. E ieri avevo il quintetto d'attacco della passata stagione, vale a dire Santucci, Grazzi, Zavattini,
Serafini e Savioli. I 5 attaccanti che l'anno scorso erano in promozione. Questo non è poco, una squadra che ieri era l'attacco della promozione. In negativo cosa vede? La Marianese. La Marianese negli ultimi 7 partite, 4 sconfitte e solo 3 pareggi e 3 gol in attivo. È grave. Io, prima quando c'era Benvenuti, forse voi non sapete capaci a fare domande cattive, forse io l'avrei un po' bastonato. La squadra si è indebolita di brutto. Un giocatore come Torelli, che è andato a Castelfidardo, un giocatore che fa la differenza, Sartori. Ma io sono dell'idea che questi procuratori pensano più per sé che per le squadre di calcio. Io mi meraviglio che ancora in Italia e nel mondo dilettantistico esistono i procuratori. Il procuratore è un danno per la società di calcio, cominciando dalla prima categoria al massimo livello. Già vediamo che un ragazzo di 13 anni che esce dagli allievi, dal settore giovanile, già c'è il procuratore. È una cosa vergognosa che un bambino di 13 anni già c'è il procuratore. Questa è una cosa, ripeto, vergognosa. E oggi i direttori sportivi e le società di calcio credono in questi personaggi. Questo fa i loro interessi, non fa l'interesse della società. Io se sono il presidente della società di calcio la voglio fare io, non che deve venire altra gente a fare la squadra. Questa è la mia squadra, sono io il presidente e la voglio fare io. Giorgio scuote la testa. No. Ecco. Scuoto la testa perché il procuratore fa l'interesse del calciatore, per cui la procura. Cosa vogliamo tornare negli anni 70 quando le squadre blindavano i giocatori? Io non voglio blindare nessuno, Io ti dico che un ragazzo a 13 anni già ha il procuratore. È una cosa, ripeto, vergognosa. Vergognosa. I procuratori oggi come oggi non fanno il bene della società, fanno il bene per le proprie tasche. Ma non le deve fare il bene della società. Io deve fare il direttore sportivo. Ma il direttore sportivo oggi probabilmente non sono all'attesa, non sono preparati. Vabbè, questo è un altro discorso. Però affidarsi ancora di questi personaggi nel mondo del calcio, secondo me è male. Ecco, tornando al discorso è chiuso. Ritornando alla Rimini Calcio, ecco, la Marianese, ripeto, secondo me si è indebolita. Io non so se il mister Mancini sarà sulla graticola, perché questi risultati negativi, vale a dire le ultime 7 partite, 4 sconfitte, 3 pareggi, soltanto 3 gol in attivo, la cosa è da rivedere. I messaggi che sono arrivati prima, secondo me i tifosi hanno pienamente ragione. Secondo me, il mio modesto parere, la Marianese si è indebolita. Tutto sommato invece, forse ritornando al discorso del Rimini, ieri a Rimini, a Romeo Nero, ho visto forse la più bella partita di questo campionato, inizio di campionato, ne parliamo dopo. Mattia, tu dimmi semplicemente di no, se no succede un uragano qui, tu non ce l'hai il procuratore, di no. No, ok, a posto, salvato. E fai bene a non averlo. Salvato, va bene, allora Siamo al primo riflettiamo. servizio, andiamo a vedere un mese di campionato, andiamo ad analizzare la formazione biancorossa tra giovani e scommesse. Arriva. Dopo un'estate travagliata sotto tutti gli aspetti, gli occhi del campionato d'eccellenza romagnolo sono puntati su Rimini, perché si dice che considerando il potenziale della rosa possa trasformare questo campionato in un monologo, facendo corsa solitaria. In questo avvio di stagione nel mezzo ci sono state sorprese come Gran Amica, attuale capolista, e Classe, ma le due compagini sembrano essere una copertina da mensile. Il resto è tutto da sfogliare e da percorrere con attenzione. Merito, sempre stando si dice, di condizioni economiche troppo differenti dalla concorrenza, dalla possibilità di avere uno stadio importante dove giocare, eccetera eccetera. Ma il Rimini punta anche sui giovani, si fa presto a dire giovani, quelli dei vicini sono sempre un po' meno verdi, al contrario dell'erba, nel senso che maturano velocemente e in maniera dolore, senza traumi da distacco né sindromi da accerchiamento. Il progetto Landi Berlini è stato spiegato opportunamente in altre sedi, il direttore Tamai lavora sotto traccia, mentre in campo Mastro Nicola lancia speranze come Arlotti e Contarini, solo per citare 2 esempi, anche se nel primo mese di stagione il Rimini si è accorto di avere in casa un portierino come Mignani, non bruciamolo. Berlini e Rimini desidera mettere in pratica il verbo collaborare, da associare alle tante società di calcio presenti sul territorio della provincia. La sua esperienza all'estero e i discorsi spiegati anche nei nostri studi di Sport Up mi hanno indotto a spingermi oltre l'informazione. Quello che Berlini non dice, che lui sa, è che la Serie A italiana nella precedente annata è stato uno dei campionati con età media più elevata. Le primavere hanno utilizzato fuori quota appartenenti alla classe 96. Uomini nati nel 92 continuano ad essere considerati giovani promesse, mentre all'estero, anche in campionati
campionati di livello elevato è sempre più comune spogliare distinte imbottite di diciottenni. L'invasione inoltre dei tanti stranieri nel panorama nazionale rende necessaria la sana competizione. Per giocare nei settori giovanili serve determinazione, abnegazione totale, avere fame e fuoco dentro la pancia, altrimenti si rischierebbe di essere una semplice comparsa come tanti. D'Amato non a caso è stato inserito nello scacchiere biancorossi in virtù di un'esperienza unica, ma anche per via di un carattere focoso in grado di spronare e incoraggiare opportunamente i propri giocatori. Mattia, allora, è una società che vi sta dando molto spazio a voi giovani, ovviamente punta su di voi per la vittoria finale di questo campionato. Innanzitutto prima ci sono state, hai sentito un po' Renzo si è scaldato, no? Quanta vicinanza hai sentito nei tuoi confronti da parte del club? Io ho fatto dei nomi, no? Come quello D'Amato che sta allenando adesso la Juniores, come lo stesso Pino Tamai che svolge il ruolo di direttore sportivo. Ecco, la loro vicinanza e cosa vi è stato detto prima dell'inizio del campionato? Come siete scesi in campo voi giovani e con quale mentalità? Allora, noi siamo scesi in campo con una mentalità abbastanza Tranquillo. Sapevamo già che noi avevamo poco spazio in prima squadra perché la rosa era molto, molto forte e quindi guadagnarsi il posto non era facile, però dai. Vi è stato chiesto, dimmi solo sì o no, di essere già pronti per cercare di supportare anche i campioni in caso di presenza in campo ma anche in caso di assenza? Sì, bisogna, quando un campione, come ad esempio Ricchiuti, così non si fa male o non riesce a giocare, bisogna essere sempre pronti e decisi a prendere il suo posto. Però in campo ho visto che anche tu stai prendendo un po', diciamo, il vizio di Mastro Nicola di mordere le caviglie agli avversari, no? Sì. Io immagino già Mastro Nicola durante la settimana. Sì, poi col fatto che io Mastro Nicola l'ho avuto anche prima della prima squadra, mi ha sempre insegnato a essere molto aggressivo e deciso in campo. E questo è importante. Hai trovato molta differenza rispetto al campionato dell'anno scorso? Cioè la prima squadra anche in eccellenza comunque è molto diversa rispetto alle giovanili? Sì, i ritmi anche in eccellenza sono molto più alti rispetto alle giovanili. È più complicato, Sì. Anche cioè, gli avversari così in campo sono più Sono duri, più aggressivi. più aggressivi. Però mi sembra che insomma, sia te che Arlotti, insomma, i ragazzi no, del vivaio così, mi sembra che ve la stiate cavando Sì dai, bene. ce la stiamo mettendo tutto dai, per fare il meglio. Sono arrivati intanto già dei Adesso, messaggi. in merito alla divisa biancorossa, da casa scrivono: però con la maglia di tipo lampo steel grigio antracite non è andata male, non sarà che il ritardo nella consegna delle maglie a quadri biancorossi porti anche bene, sia scaramantico? No, io queste cose non ci credo, però Vabbè dai, accettiamo anche queste cose. bisogna sempre cercare l'aspetto positivo, no, di una Sì, situazione. dai. Anche questo potrebbe essere un aspetto positivo per qualcuno. Io a queste cose qua ci credo poco. Secondo me pane al pane, vino al vino, le cose vengono perché ci sono. Non è che vinci per il colore della maglia. Mi fanno sorridere Quindi non sei quelli che scaramantico? dicono non venire, ma va. Quindi perché a me 2 anni fa mi hai detto che da quando avevo messo la bandiera Universal Pleasure Rimini perdeva, non venire più? Per farti arrabbiare a te. Ah, cioè, ecco. solo No, però è vero, essenzialmente- non venire sì, più. no, stai Solo ed Sì, essenzialmente per fare arrabbiare te, cioè, io non credo in queste No, cose. vabbè. Già Se vai vuoi un peso per il vestito stasera? Bianco-nero. Il vestitino porta Evitiamo, fortuna, evitiamo. quello lì è un vestitino Non da diciamo capo perché. classifica, quindi adesso devi venire tutti i lunedì con quel vestitino. Con lì. questo, perfetto. Perché poi voi non vedete com'è dalla cintura in giù, perché Vabbè, qui dalla dopo cintura ci in farai su, una dopo sfilata. salgo qui sopra, va bene. Vado avanti? Andiamo a vedere il potenziale del Rimini, a che livello è, perché abbiamo analizzato anche quello. Via col servizio.
Mastro Nicola è invece l'allenatore giusto dei Rimini? Usiamo l'ironia per riassumere che Alessandro ha cultura e senso of humor a sufficienza per accettare una riflessione semiseria sull'immagine di sé che viene rilassata dopo anni di militanza biancorossa. Di suo ci ha messo un volto scultoreo da lottatore turco, un naso tenacemente appiattito a consolidargli la fisionomia, la voce in cartaveto, la postura raccolta di un cagnaccio pronto all'agguato, ma che di suo lavora sul pensiero dell'Unione, raccolto in anni di carriera agonistica che l'hanno indotto ad attaccare, a mordere le caviglie avversarie e a difendere i propri colori, usando cuore e grinta, cosa che lui mette a disposizione dei suoi ragazzi, inducendo i più giovani a seguire l'esempio. Allotti in questo avvio di campionato è stato il primo a seguirlo, doppietta a San Piero in bagno, segno del cuore con dimostrazioni a son di petto e via ad abbracciare mister e compagni con tanto di ringraziamento. E Tamay, il direttore sportivo, chiede tempo, la squadra a suo modo di vedere attualmente ha espresso il 70% del proprio potenziale, ma se riuscisse ad esplodere probabilmente troveremo la versione di Pietro 1.0 vista all'opera nei momenti di difficoltà e quella di Pietro 2.0 vista nei momenti migliori, identiche. Tamay ha voluto fortemente il nuovo scacchiere figure d'esperienza come Ricchiuti e Scotti, di rilancio come Colle e Bonaventura e di scommesse ripartendo dal passato, vedi Brighi e Righini, con tanto di condimento giovanile. Da Bignani ad Arlotti, passando per il centrocampo, ci si augura che quanto menzionato possa concretizzarsi. Sicuramente in caso di promozione il Rimini dovrebbe prepararsi a un campionato con maggiori insidie, come quello di Serie D, ma con la possibilità di ritrovarsi i giovani in casa già pronti, e siamo sicuri che tra Mastro Nicola ed Amato, tra urla e incazzature varie, non sarà possibile rilassarsi. Allora, io voglio sentire prima Renzo e poi andiamo con Giorgio ed Emanuele. Dichiarazioni di mercoledì sera da parte di Pietro Tamay dopo la vittoria importante del Rimini in quelli di San Lazzaro di Savena. Secondo lui il Rimini in questo momento sta esprimendo il 70% del proprio potenziale. Vedendo la partita di ieri, che percentuale dai e se sei d'accordo con Tamay? Io ieri, dopo 8 partite, mi sono fatto un'analisi e dico questo: io ho visto 6 partite, non parlo di quelle di mercoledì San Lazzaro perché non c'ero, so che Rimini ha fatto una buona partita e ieri contro la Fiorentino l'ha riconfermato. Io ieri, diciamo onestamente, ho visto un Rimini che mi è piaciuto. Perché dico questo? Io sono uno che dico la verità, dico quello che penso. Ho detto che le prime 6 partite e Rimini non era in condizioni, i giocatori forse non erano nel suo ruolo. Ecco, tutto sommato. Mastro Nicola e il mister ci ha messo un po' del tempo, però ha capito. Ha messo i giocatori al posto giusto. Ieri soprattutto mi ha impressionato come trequartista Ricchiuti, forse ha scelto l'uomo giusto, il posto giusto. Ma soprattutto ieri mi è piaciuto Bonaventura, ha lottato tutti i palloni, ha fatto 2 gol. Attaccanti che mi piacciono a me. Per vincere le partite bisogna lottare così, in quella maniera. Mi è piaciuto lo Iodice come centrocampista, mi è piaciuto Signorini, ha fatto dei belle, anche il giovane qui presente, Contarini, non mi è dispiaciuto, ha fatto la sua onesta partita. Ma soprattutto il riporto difensivo, Brighi, Gabrielli, Righini, ieri ha fatto una grande partita, Scotti, che non subisce gol da 360 minuti, non è poco. In più i 200 minuti di Mignani e Rimini non subisce gol da 563 minuti. È veramente una squadra. Oggi come oggi il Rimini piano piano Mastro Nicola ha messo gli uomini al posto giusto. Se giochiamo con questa mentalità vista ieri a Romeo Neri si va lontano. Il campionato, l'ho sempre detto che ha un organico superiore e lo vincerà senz'altro. Però ieri ho visto una squadra di calcio. Ieri a Romeo Nero ho visto giocare il calcio. Sì. Ho visto Ricchiuti, ho visto lo Iodice, ho visto Signorini, soprattutto Bonaventura che ha lottato. Ho visto anche un'ottima difesa. Diciamo, ieri ho visto una buona squadra. Chiaro che Tamay non deve pensare per quest'anno per vincere il campionato, che il campionato ce l'ha in tasca. Ma il futuro di Tamay, dell'Associazione Calcio Rimini e di Giorgio Grazia e del Presidente Santarini è per il futuro. Perché con questa squadra il prossimo anno probabilmente parecchi dovranno lasciare, perché non lo so. Soprattutto deve lavorare per i giovani, perché il prossimo anno in Serie D si devono giocare 4 under. Perciò il futuro di Tamay e della società deve essere anche sul settore giovanile. Giustamente tu hai detto prima, D'Amato, Tamay dovranno pensare, perché il prossimo anno 4 ne giocano, 4 andranno in panchina, ci avrà 10 giovani veramente di categoria. Però ritornando al discorso, ieri onestamente dopo 6 partite
viste male. Ti è Oggi piaciuto? il Rimini ieri ho visto una grande portata, anche se di fronte non aveva una grande squadra, però è sempre un derby, però onestamente ieri ho visto giocatori al proprio posto, è una squadra Ti che sono piaciute? ma sono piaciute, e forse Mastro Nicola piano piano capirà di mettere i giocatori al posto giusto. Giorgia, è una vetrina importante questo del campionato di eccellenza, come dicevo nel precedente servizio, per mettere in mostra soprattutto dei giovani pronti, perché noi incrociamo le dita ovviamente per la Serie D. Hai già visto qualcuno che secondo te potrebbe essere utile per il prossimo campionato in base a queste poche partite che sei riuscito a vedere fino adesso? Ma sicuramente quelli che stanno giocando in questo momento mi hanno fatto tutti un'ottima impressione, mi sembrano già pronti per un campionato di eccellenza che comunque, insomma, venendo dal settore giovanile, pronti via, non è facile. È ovvio che quest'anno sarà di rodaggio per tutti loro, qui abbiamo Contarini, ma Scott Arlotti ho visto che insomma già Sì. mi sembra abbastanza pronto, Signorini, insomma ce ne sono, mi hanno impressionato questi ragazzi, devo dire. Sono d'accordo con Renzo, quindi sottolineiamo una volta tanto, perché effettivamente insomma è un Rimini che è diventato squadra, lo ha dimostrato questa settimana. Probabilmente ieri abbiamo visto una bellissima partita anche per merito della FIA che ha giocato la partita. Ad esempio contro il Cervi è stato molto più complicato, nonostante il Rimini avesse fatto un buon primo tempo, però è difficile fare vedere qualche cosa di buono quando dall'altra parte comunque hai un avversario che mette la sua arma, che è quella difensiva. Io non lo biasimo, ci mancherebbe, però è anche più difficile vedere qualche cosa di buono da parte della squadra tra virgolette più Certo. forte. Ieri invece mi hanno impressionato tutti, sono d'accordo, Bonaventura gli ho visto fare una bella partita, cosa che col Cervi invece aveva faticato molto di più. Con Ricchiuti deve fare il trequartista, lo dico da 20 anni, cioè nel senso che quello è il suo ruolo, è ovvio che si può sacrificare anche facendo qualche cosa di diverso, ma quello che dà Ricchiuti in quel punto con degli due attaccanti davanti non può darlo in nessun'altra parte del campo, nonostante ieri l'abbiamo visto anche rincorrere qualche pallone in fase difensiva, insomma, quindi la generosità non gli manca, però penso che questo sia un modulo, diciamo, che calza a pennello per l'organico che ha Rimini quest'anno. Voglio dire una cosa, invece ritornando alla partita di ieri, l'unico giocatore che ancora non lo vedo il 100%, lo vedo un po' in zona negativa è Valeriani, ancora lui non è entrato nel ritmo di questo campionato. Ieri ancora è l'unico giocatore che ieri onestamente mi ha un po' deluso. Emanuele, ti sta piacendo la squadra? Prendiamo spunto anche dall'osservazione di Renzo, anche No, per vabbè, quanto ma adesso riguarda- di là del singolo, di là di Valeriani piuttosto che un altro, io credo che se noi ripensiamo a quello che è stato il Rimini di 7 giorni fa, Sì. io l'ho scritto qualcosa, adesso in questi giorni l'ho intitolato Una settimana da Dio, no? Sì. Il famoso film di Jim Carrey. Bello. In una settimana, 3 partite, 3 vittorie, sembra che siamo decollati. E non vorrei che adesso dovessimo combattere anche con l'altra faccia della medaglia. Cioè adesso non è che siamo diventati il Real Madrid e quindi dovunque andiamo. Noi abbiamo avuto 2 fortune, tra virgolette, perché non sono fortune, ce le siamo anche cercate. Mastro Nicola secondo me ha capito che doveva abbandonare le paure che gli erano subentrate dopo la partenza un pochino sbarazzina. Cioè 2 partite, prendi tanti gol, allora dici no, un momento, copriamoci un attimino e pensiamo prima di tutto a non prenderle. Questo ha fatto sì che abbiamo continuato a stare chiusi cercando di non prenderle, anche quando davanti avevamo squadre come il Cervia, tanto per dirne una, che non erano in grado di dartele. Allora cosa è successo mercoledì sera a San Lazzaro? È successo che siamo tornati a giocare un pochino più propositivi, le 2 punte più il trequartista. Questo ha fatto sì che insieme alla seconda fortuna, che qui non è che ce la siamo voluta noi, fortunatamente abbiamo incontrato squadre che giocano a calcio, il modulo ha pagato perché hai giocato contro formazioni che non è che hanno fatto difesa all'arma bianca, tutti in 2 metri, tutti chiusi ad aspettarti a cercare di dover aprire il bunker. Avendo davanti squadre oggettivamente più deboli di te che tentano di batterti giocando a calcio, è normale che se non sbagli la partita alla fine vinci tu. E sono state 2 partite così, mercoledì col San Lazzaro e ieri con la FIA Riccione. Nessuno toglie che domenica andiamo a Massa Lombarda, che viene da 2 sconfitte consecutive, e ci ritroviamo di nuovo davanti il bunker. Quindi il campionato non è vinto, potenzialmente abbiamo davanti ancora 25-30 bunker da dover aprire prima di poter dire abbiamo vinto il campionato.
Quindi la prima cosa che dico ad Arlotti, a tutti i ragazzi, ma Mastro lo sa benissimo da solo, cioè non è successo niente ancora, siamo all'inizio e quindi bisogna ancora volare basso. E seconda cosa, capiterà che prima o poi prenderemo di nuovo gol. Non dovrà essere una tragedia, non dovremo tornare a una mezza punta e a Richiuti che fa il mediano. Dobbiamo continuare a giocare, perché abbiamo visto che il Rimini, con quel modo di stare in campo, è un Rimini che detta legge, è un Rimini che si impone. Non è sempre semplice imporsi e alle volte basta poco per rovinare una partita. Ieri sera abbiamo visto la nazionale, hai un fuoriclasse come Verratti che se gli fai fare il centrocampista da solo prendi 2 gol da una squadra che non esiste, gli metti un centrocampista vicino e fai 2 gol in 5 minuti. Quindi per dire che anche lo scacchiere è molto importante quando, non dico che c'è equilibrio, ma comunque non sei 27 spanne superiore all'avversario, perché io continuo a ritenere questo. Rispetto al Rimini della Serie D, che lasciava campioni in panchina come Gambino, che era a un certo punto diventato di troppo, ma c'era anche Tedesco, ce n'erano altri, questo è un Rimini che ha bisogno di tutti i suoi campioni e con tutti i suoi campioni è sicuramente migliore delle altre, però deve giocare bene, deve essere presente, deve essere in partita, perché se molla un pelo rischiamo sempre di essere lì. E invece noi abbiamo bisogno di essere tranquilli, di essere sicuri, di portare a casa questo campionato prima possibile, quantomeno di essere convinti di poterlo portare a casa prima possibile. Sono pienamente d'accordo con te, però onestamente il Rimini non ha difficoltà a vincere questo campionato, l'ho sempre detto e lo vincerà. Non dobbiamo giocare con quella paura di prendere il gol. Se vinciamo 3-1 o 2-1 non è importante, l'importante è fare i 3 punti. Se giochiamo con quella mentalità di non prendere il gol è grave. Dobbiamo giocare normalmente, devo giocare Rimini come sa giocare, ecco, tutto sommato. Questo è il mio punto di vista. E Rimini non ha difficoltà a vincere questo campionato, perché Rimini soprattutto deve lottare su 3 fronti. L'ho detto già all'inizio della trasmissione, vincere il campionato, ce lo guardiamo tutti. Dovesse andare male ci sono il secondo posto che significa playoff a livello nazionale. E in più c'è questa Coppa Italia che penso il Rimini ci tenerà, perché Rimini è una piazza importante, quando supererà il turno e vincerà il campionato, me l'auguro, della Romagna di Coppa Italia, affronterà squadre di altre regioni, che penso che sia anche un prestigio per la Rimini Calcio, tutto qua. Però voglio dire una cosa, sinceramente, io 2 domeniche fa ero in Toscana, ho visto una gara di eccellenza, Anghiari Foiano, il livello è alto, non dico nient'altro. Va bene, so già dove vuoi arrivare. Allora, intanto da casa salutano la nostra Giorgia, criticano il mio vestito bianco-nero. Va bene, ma ci sta, ci sta. Metto bianco-rosso. E adesso invece andiamo a vedere il servizio sulla partita Rimini-Fiariccione. Rimini e Riccione si affrontano in un derby di 8 km come quelli che separano le 2 città marine, ma forse anche anni luce a livello di classifica dopo quanto visto in campo in un pomeriggio che vede Rimini alle prese nuovamente con la questione legata alla maglia scacchi, come detto una settimana prima, è in arrivo. La partita vede subito gli uomini di Mastro Nicola rendersi pericolosi già in avvio di gara, con Renzetti chiamato a chiudere su Allotti, ma Contarini non ne approfitta sparando alto. Per i Riccioni dall'altra parte la botta di Serafini viene murata dallo stesso Contarini, ma è solo una parentesi perché il Rimini crea il primo lì con Buonaventura che, liberato al tiro da Signorini, batte Renzetti portando in vantaggio i biancorossi. In un pomeriggio di festa si aggiunge anche Valeriani che in acrobazia costringe Renzetti all'intervento. Dalla bandierina ancora una volta l'estremo ospite è costretto a stoppare gli attacchi avversari. Renzetti però diviene superlativo quando prima della mezz'ora, dopo una grande azione di Allotti, si supera nell'intervento a botta sicura ad opera di Buonaventura. I padroni di casa insistono e lo fanno con la conclusione a giro di Richiuti che termina al lato di un nulla. Allotti allora mette alla prova dopo un po' nuovamente i riflessi di Renzetti con una conclusione però questa volta centrale. Sul finire di prima frazione Santucci dall'altra parte, tra l'altro ex biancorosso, lascia partire un pallonetto su quale Scotti risponde presente. Dalla bandierina Lunadei spara lontano dallo specchio della porta. Al 41esimo il Rimini raddoppia. Buonaventura si copre di fortuna e sigla una doppietta personale trovando il tapping vincente su assist, manca a dirlo, di Adrian Richiuti. La prima frazione di gioco si conclude dunque sul risultato di 2-0 a favore dei biancorossi.
Nella ripresa c'è una piccola reazione della Fiariccione con una Dei che mette alla prova il veterano Francesco Scotti, che fa buona guardia sul suo tiro cross. Dall'altra parte, da un angolo di Ricchiuti, arriva il tiro di Ghini con un bolide che sfiora i tris. Ma il tris è rimandato di appena 2 minuti quando Ricchiuti su cross signorini batte Renzetti, siglando il suo secondo gol in stagione dopo quello arrivato appena 4 giorni prima nella trasferta di San Lazzaro di Savena. Il Riccione prova a reagire, ma Tamburini di testa in verità andrebbe anche il gol, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside di quest'ultimo. Il Riccione allora prova la via del gol con Savioli che da fuori aria calcia altissimo. Lo stesso Savioli chiama l'intervento Scotti con un tiro cross smanacciato da quest'ultimo. È un assalto quello dei riccionisti che chiamano la deviazione in angolo nuovamente la retroguardia biancorossa, questa volta a tentare fortuna è Luna Dei. Ma poco dopo le speranze di trovare almeno la rete dalla bandiera vanno spegnendosi quando Santucci viene allontanato dal terreno di gioco per protesta, rimediando il secondo cartellino giallo e dunque poi quello rosso. Nell'occasione finisce anzitempo negli spogliatoi anche il tecnico Righetti, allontanato per protesta. La gara termina qui, il Rimini vince facilmente il derby e si proietta verso la delicata sfida con il Massa Lombarda. Se superasse anche quella, grana amica permettendo, avrebbe più amiche che grana. Di sicuro a Massa non ci saranno i lombardi, ma bensì tanti supporters romagnoli. Allora, adesso leggiamo cosa arriva da casa. Allora, secondo voi, qui potete rispondere tutti, in quali partite sarebbe più giusto impiegare il portiere under Mignani e di conseguenza avere un giocatore over in più a centrocampo o in attacco? Questo è un po' il dubbio che viene in un campionato di eccellenza fatto da una squadra comunque che ha valori importanti come il Rimini. Vale la pena tenere un portiere eccezionale come Scotti che comunque ti gioca un under? È una bella domanda. Sinceramente ci saranno occasioni per vedere anche Mignani che tra l'altro ha dimostrato di non essere affatto scarso, come si suol dire, quindi molto bravo. È bravo e sicuramente ci saranno le occasioni per vederlo in campo. Per quanto riguarda secondo me dove mettere l'altro over, probabilmente ci sono le due possibilità, centrocampo e attacco sono simili, nel senso che hai 2 buoni giocatori, uno è lo Jodice che adesso ha giocato con la FIA però non giocava tanto, l'altro è Cikarevic che io l'ho visto per una stagione a San Marino, faceva tranquillamente la Lega Pro, quindi sono 2 pedine fondamentali, probabilmente nel girone di ritorno, forse quando i punti peseranno un po' di più e quando si sarà capito chi sono le reali concorrenti per i primi posti in classifica, perché ancora io non ho capito bene su chi farà la lotta sul Rimini, sinceramente. Ti risponde il signore laggiù, perché inizialmente si pensava a Renzi il Massa Lombarda, adesso chi sarà? Ma come ho detto prima, il campionato È molto equilibrato. vedendo queste 6 partite, le squadre le più seguitrici, come ho detto prima, litigano tra di loro. Sono ogni domenica delle sorprese, perciò penso che il Rimini il campionato lo farà per conto suo, non sarà una squadra che le potrà dar fastidio. Potrebbe succedere che una domenica il Rimini potrebbe giocare una domenica negativa, ma il Rimini ha tutti gli ingredienti per far suo questo campionato. Rispondendo a questa domanda, io rispondo con facilità. Scotti è un grande portiere e ieri l'ha dimostrato nell'unica parata veramente formidabile. Ma il centrocampo del Rimini è quello. Carnesecchi, lo Iodice, non saprei scegliere. Mastronicola è su questo caso considero un furbo. Perché dico questo? Perché davanti Cecconi in attaccante, potrebbe mettere lui, ma l'abbiamo visto a Ravenna contro il Classe, ha fatto vedere i suoi limiti. Tanto bene il giovane Arlotti. Questo è un portiere che alla fine gli dà 4-5 punti in più, Scotti. E il giovane, con tutto il rispetto, però ho i forti dubbi. Mastronicola, secondo me, deve navigare in queste condizioni, in questa squadra, perché Scotti, alla fine di un campionato, è quel portiere che ti garantisce quei 5-6 punti in più, perché davanti Mastronicola sta da solo, con non ha giocatori
di poter far giocare. L'ha capita, l'ha vista. Dico, io cosa faccio? Faccio giocare un Scotti, che è una garanzia. Davanti ai giocatori ce li ho lo stesso e vado avanti per la mia strada. Questo è il punto che forse Maestro Nicola ha visto. Se anche i dirigenti hanno preso il portiere Scotti, vuol dire che qualcosa hanno visto. Scotti è un portiere che secondo me, io sono sempre prima di non prenderli. E lo sto dimostrando. Però, chiaro che con questa difesa che ha a Rimini potrebbe giocare in porta anche Mignani, non ci sono problemi. Tra l'altro ieri mancava anche Cola. Ecco, quindi- però onestamente adesso Cola ieri dirò che Righini Ha fatto ieri bene. mi è piaciuto veramente bene in quel ruolo da centrale. Però ha tutte le scelte, però io sono sempre dell'idea che un portiere esperto alla fine di un campionato ti darà quei 5-6 punti in più. Però, ripeto prima, con questa difesa, con questo campionato secondo me scarso, può giocare anche Mignani in porta. Sono problemi. Emanuele, rispondendo a questa domanda, come agiresti tu? Fino alla prossima sessione di mercato gioca Scotti e non se ne parla neanche. Arrivasse un fuori quota che fa la differenza a centrocampo o in attacco, ne parliamo. Adesso non muovo niente. A Mattia non glielo chiediamo perché No. lui ci dice gioca Scotti. Lo stavo per dire. No, vabbè, a me Scotti... Ah, no, gli dite voi. Dico sì, Ma perché io- se no un under in meno. Scusate, io direi una cosa, con tutto rispetto per i giovani, uno qui presente, ma io sono pienamente convinto, vedendo questo campionato, anche per il futuro della prossima stagione, che tutti ci auguriamo che Rimini andrà in Serie D, da mai a novembre cercherà qualche giovane interessante. Beh, ce l'auguriamo che possa rafforzare la rosa, quello... Io parlo di under, non parlo di under. Vabbè, Sono pienamente convinto se fa di questo. acquisti mirati che possono essere utili anche per il campionato di Serie D, ben vengano, che però possano anche aiutare giovani come Contarini. Gli auguro di giocare anche la prossima stagione. Ma anche ieri Arlotti ha fatto una buona lottata su tutti i palloni. Vediamo su che cosa vuol puntare la società. Io penso che tra poco avremo già le prime risposte. Mattia, è tutto così davvero facile come dice Renzo il campionato per voi che vi chiamate Rimini? Sì, dai, è abbastanza facile il campionato. Sì, mi dà ragione. Ma lo senti questo peso di chiamarti Rimini quando scendi in campo? Abbastanza, sì, dai, si sente il peso sulle spalle che ti devi portare. È così pesante come Renzo quando critica oppure è un È peso tentata che... bene. È così pesante come Renzo, punto. È andata bene che non sei felice. Perché sono così pesante? Lo voglio dire, io Ma non sei pesante, No, Io- pesante nel senso di non è che io peso corporeo. voglio fare i complimenti per me, però io allo stadio di Rimini, io non dico, vuol dire che la stazione ce la guardano, La guardano tutti, la guardano, non so. mi hanno fatto i complimenti per quello che dico, perché quando La parlo nostra e uno strada. dice la verità, Ma stai dicendo la verità tu? ecco, Io io non ho invece- detto male, però onestamente fino adesso ho detto la verità, come pensate, piano piano riprendiamo, però le prime 6 partite tutti i tifosi ieri allo stadio mi hanno detto a Valdeserri tutto quello che dice è veramente verità. Ma Io è non vero- parlo di tifosi, io vero, parlo vero. da opinionista televisivo, Ma da c'eri giornalista, anche tu. anche se non lo sono, però onestamente sì, parlo di quello che ho visto in campo, è tutto qua. Ma ti hanno accolto in curva mentre saltavi con loro? Mi No, auguro no, di ma no. io vado lì in tribuna centrale, mi guardo la partita, dai. mi segno i miei appunti, me la guardo, me lo godo e tutto quello che vedo me lo tengo per me. Voto di Contarini ieri quanto li dai? Un 6,5, 7, ha preso tutti bravi ieri. Ieri hanno giocato tutti bene, quando Va si bene vince. Mattia, sei contento? Ecco, quantamente l'ho visto anche in quella fascia, è rientrato, ha dato una mano, gioca un altro dietro, veramente. Ieri dirò che Mastro Nicola ci ha messo un po' del tempo, però l'ha capita. Mattia, invece com'è correre sotto la curva? Ho visto il gol dei richiuti, sei Molto andato... bello. È bello, è Sì, sì, emozionante. Ci ha emozionante. messo un po' del tempo, però alla fine l'ha capita, dai. Va bene, allora noi ci fermiamo un Anche, attimo. scusate, anche che la squadra è stata costruita in ritardo. Io ieri, proprio prima della partita, L'hai spiegato. ho avuto l'onore di parlare proprio con Giorgio Grassi. Sì, Perciò ci ha fatto anche i complimenti dalla Dai, trasmissione e abbracciamo. lo ringrazio. lo ringraziamo. Lo ringrazio. Ecco, quando un presidente ha visto anche le mie critiche, ti saluta e ti dice bravo, vuol dire che bisogna ammirarlo, tutto sommato. Ti offrirà un bicchiere di vino, non lo Forse so, adesso vediamo. ma addirittura una cena di pesce mi ha detto qual è il pronostico della partita? Io prima ho detto X, e poi ho detto per essere sicuro di mandare il pesce ho messo 1X. Questo è vero, bravo, bravo. E proprio sul pesciolino che ha vinto il nostro Renzo Valdiserri andiamo in pubblicità andando ad ascoltare altri consigli utili.
sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento, qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Diamante 9 Pizze è il nuovo forno elettrico che garantisce elevate prestazioni, mantenimento costante del calore, risparmio energetico e un ottimo design a seconda dell'arredo e delle esigenze del locale. Diamante 9 Pizze assicura ottima cottura delle pizze, sfornandone 100 in un'ora. Un comodo pulsante per apertura e chiusura elettrica del vetro di protezione e una gestione semplice delle operazioni dal quadro comandi. Forni Diamante, puoi acquistarli e provarli presso IGF Forni Italia, in via Leontina, località Pianacci, Pietracuta di San Leo. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Allora Renzo, stavi dicendo telecamere spente che ieri non ti è piaciuto l'arbitraggio? No. Come mai? Nel senso perché l'arbitraggio mi è piaciuto fino a un certo punto, poi quando è successo il fallo, onestamente, che da quella parte io ho fatto l'arbitro, ho fatto l'assistente, ho fatto un po' di tutto alla mia maniera, però in quelle circostanze lì, quando l'assistente ha sbagliato il fallo è di sua competenza. Quando un assistente si trova a 3 metri, onestamente avrà visto se il fallo c'era o non c'era. Questo io non l'arbitro era a 50 metri, era tutto nell'area opposta, perciò con tutto il rispetto un arbitro intelligente vince anche 3-0 rispetto al tuo collaboratore, soprattutto è il rispetto che devi avere contro un tuo collega. Quando ti sbandiera un fallo, onestamente lui doveva un mito fischiare. In conseguenza è venuto l'espulsione di Santucci e l'espulsione del mister. Io posso capire che se c'era un fuorigioco, onestamente l'assistente deve stare alto fino a che l'arbitro non fischia. Lì un fallo e l'arbitro, quando ho visto che l'arbitro non l'ha fischiato, ho dovuto per forza abbassare la bandierina. Però secondo me Renzo, io l'avrei rispettato il collega. Ti interrompo un attimo Renzo perché adesso andiamo a vedere l'intervista ai 2 allenatori a fine gara. Con il tecnico del Rimini Alessandro Mastronicola a commentare una vittoria netta su questo Fiariccione, una bella partita, forse la migliore vista finora del Rimini. Sì, una buona gara, una gara importante contro una squadra difficile da affrontare. Difficile da affrontare perché è una squadra veloce, una squadra tecnica, una squadra ben messa in campo ovviamente. E noi siamo stati bravi ad affrontarla nel modo giusto, consapevoli della nostra forza e convinti delle nostre possibilità. Partita senza aver preso gol, ma anche con tante azioni corali, insomma si è visto anche un bel gioco contro una squadra che comunque se l'era venuta a giocare a Romagnoli. Sì, il Riccione è venuto qui ovviamente come credo che sia giusto fare, venire a giocare la partita per cercare di vincerla la partita. E noi siamo stati bravi perché li abbiamo contenuti bene, abbiamo rischiato poco e allo stesso tempo abbiamo creato oltre ai gol anche tante altre occasioni e abbiamo concesso poco. Credo che il fatto di aver creato e aver concesso poco vuol dire che è una squadra, per come la vedo io, una squadra in crescita, una squadra che sta prendendo veramente consapevolezza della propria forza, della propria determinazione, delle proprie possibilità.
Alex Bonaventura, doppietta oggi che ha sbloccato insomma, la partita e l'ha messa sui binari giusti. Sì, è andata bene. Siamo stati bravi a metterla subito nei binari giusti. Devo ringraziare la squadra perché comunque mi ha messo a disposizione di 2 gran palle. È stato facile solo spingerle dentro, diciamo. Nella prima insomma ci hai messo anche del tuo, hai lasciato Renzetti fermo a guardare se la palla entrava o usciva, poi invece il secondo un tappino su una bella palla di Ricchiuti. Sì, esatto. No, il primo Signo ogni tanto ce l'ha queste serpentine centrali, quindi sapevo che poteva finire lì la palla e è andata anche abbastanza bene sinceramente. Nel secondo Adrian, si sa che lui come ti muovi ti arriva la palla, quindi se fai il movimento Adrian te la mette. 2 gol che fanno 5 se non sbaglio dall'inizio dell'anno, sei soddisfatto per il bottino finora? Ma sicuramente soddisfatto perché comunque hanno portato sempre punti alla squadra. Poi personalmente, ripeto, fa sempre piacere fare gol, anche se non sono mai stato un attaccante che se la prende male se qualche partita non segna, mi piace parecchio lavorare per la squadra, quindi ripeto, la soddisfazione personale gratifica, ma l'importante è la squadra. E si è visto anche nell'esultanza, no? Che insomma ha fatto da coronamento poi a una prestazione ottima da parte di tutti oggi. Sì, ripeto, abbiamo un gruppo bellissimo sia dentro che fuori dal campo ed è la cosa principale, quindi l'unione al di fuori ci fortifica a maggior ragione in campo, poi le qualità vengono fuori. Giorgia, ti piace come attaccante Bonaventura chiedono da casa, se secondo te può realizzare un bottino come quello che siglò Pera qualche stagione fa in Serie D? Allora, dunque mi piace, ieri mi è piaciuto molto, ha fatto una buona gara, col Cervia mi sarei aspettato qualcosa di più, prima non l'ho visto per colpa mia, quindi io rimando il mio giudizio tra un mesetto almeno, voglio delle conferme sui livelli di ieri. Ai livelli di Pera credo di no, però lo spero tanto per lui e per il Rimini. Irene. Adesso andiamo a vedere il servizio relativo ai calciatori biancorossi. Con Mattia Gabrielli, difensore, partiamo da questa porta che rimane inviolata in questa domenica direi quasi perfetta. Sì, è stata una partita molto bella, molto abbiamo dovuto faticare per portare a casa i punti, non è stato così facile come magari il risultato potrebbe far apparire. E sono molto contento della mia prestazione, ma sono soprattutto contento che la squadra sia riuscita a portare a casa i 3 punti e soprattutto da difensore sono altrettanto contento di non aver subito gol e di portare avanti questa striscia positiva di gol non subiti per altre partite. Oggi non era facile, una FIA che è venuta qua per giocarsela, non si è risparmiata, insomma, nonostante già sul 2-0 a fine primo tempo, però ci hanno provato fino all'ultimo a mettervi in difficoltà. Sì, come già detto prima, il 3-0 non rispecchia esattamente come la partita è andata perché abbiamo faticato per vincere, è stata una squadra che ci ha messo sotto anche in Coppa, siamo andati sotto 1-0, poi siamo riusciti a recuperare e adesso in questa partita di campionato comunque siamo riusciti a vincere e a portarla a casa e quello è l'importante. È un Rimini che cresce, è in costante crescita. Sì, è un Rimini che cresce, è un Rimini che partita dopo partita riusciamo ad esprimere ancora di più quello che il nostro mister ci chiede e siamo un grandissimo gruppo che si allena con costanza e con determinazione per portare avanti il nostro obiettivo e di quello della società che è vincere il campionato. Siamo con Giacomo Gasparotto, ti abbiamo rivisto in campo dopo qualche settimana. E avevi subito un infortunio mi sembra, sì. Come stai? E ti abbiamo visto già bene, pimpante insomma. Sì, è andata bene dai, diciamo che non è mai facile quando si rientra da un infortunio, comunque anche diciamo fisicamente mi sto rimettendo a posto piano piano, mi sta dando una mano sia l'allenatore che comunque lo staff medico mi ha curato e tutto, il preparatore e devo ringraziare tutto, anche i miei compagni sono stati bravi con me. Oggi sono contento di essere entrato, penso sia andata tutto bene, abbiamo vinto, siamo primi, quindi sono proprio contento, diciamo così, dai. Certo. Era una settimana importante per il Rimini, no? 3 partite, insomma si era iniziato col Cervia che comunque è stata una vittoria meritata però abbastanza complicata. Oggi invece una FIA abbastanza vogliosa di giocare, quindi ha lasciato anche un po' al Rimini la possibilità di esprimere il suo gioco. Certo, 3 partite nella settimana sono difficili, ma sono difficili per tutti. Noi siamo tanti e quindi abbiamo magari un organico più ampio per poter fare bene.
siamo stati tutti bravi, secondo me, abbiamo riuscito a portare comunque il bottino pieno a casa, per questo siamo primi, dobbiamo solo continuare così. Adesso domenica ci aspetterà un'altra battaglia e sarà tutto così fino a fine anno. Allora, entriamo in studio. Emanuele, innanzitutto abbiamo sentito un po' le interviste raccolte a fine gara, poi mercoledì hai fatto anche un'esperienza come cronista, no? Sì. Una diretta di San Lazzaro di Savena, è stata una bella esperienza. Di San Lazzaro di Savena mi è capitato di commentare in diretta all'esordio come seconda voce Che cosa ti in una ricordi? radiocronaca, il gol di Ricchiuti, A parte l'ho il freddo. commentato io. No, il freddo vabbè era tagliente, però è stato molto bello commentare il gol, proprio l'azione del gol, avevo in quel momento il microfono e dai, è stato molto bello veramente, me lo ricorderò per parecchio tempo. Sappiamo che è piaciuto molto ai tifosi biancorossi, al Sì, cittadini, anche ieri tutti mi hanno fermato, insomma, io quando vado nei distinti passo anche sotto la curva, tutti mi hanno fermato, ci hanno fatto i complimenti, chiedono quando ripeteremo la cosa e sono tutti molto soddisfatti di questo. Io stasera non sono pimpante perché non sto benissimo, capito? Però non riesco a riportare quanto erano presi ieri, insomma, da questa cosa. I complimenti sono stati veramente molti. Ci fa piacere. Daniele, veloce, scrivi perché tra poco finiamo. No, non si chiama Daniele, lui si chiama Claudio, quello che ci scrive sempre, sta Claudio. scrivendo. Allora, Io volevo dire che una Prego. voce della Fiariccione poteva esserci però alla fine della partita. Capisco che gli anni magari erano un po' caldi per le 2 espulsioni, però dai, magari il punto di vista dell'avversario, visto che era un derby, qualcuno poteva anche venire in sala stampa. Derby, dai. Vabbè, derby, non era il Sasso Marconi, era il Riccione, magari, no? Sì, era il Tre Villaggi che ha cambiato Il nome è diventato Fiat. Derby, si usa spesso quella parola che derby. O il confine a Miramare di là Riccione. Lui con Bellaria Riccione non vuol sentire parlare di derby. No, io col Bellaria 10 anni fa avessi giocato col Bellaria, giocavo col Bellaria. 10 anni fa dovevi giocare con la FIA, con chi giocavi? Adesso intanto guardiamo le immagini del prossimo turno. Allora andiamo a leggere Castrocaro Savignanese, Cervia Granamica, Classe San Pierana, Corticella Old Meldola, Faenza Sant'Agostino, Faro Coop Progresso, Fiariccione Bellaria, Marignanese Sasso Marconi, Massa Lombarda Rimini, Real San Lazzaro Argentana. Renzo, dimmi solamente questi 3 risultati: 1x2, Fiariccione Bellaria 1, Marignanese Sasso Marconi. Questa è una gara difficile, x2, Massa Lombarda Rimini. Questa è una gara direi importante, 2. Ah, Renzo, ma il Poletti che è a Massa Lombarda è il Poletti del San Marino? E quello giocava una cosa nel Ribelle, è lui. Sì, È lui. Veloci, È lui. andiamo avanti, vai. Allora, siamo alle battute finali e dopo c'è anche l'attaccante che è molto forte per quanto riguarda il Massa Lombarda, però Poletti è l'ex San Marino. Allora, grazie Irene Benedetti. Buonanotte, un bacio. Ringraziamo la nostra Giorgia Bertozzi. Grazie a voi, ben ritrovati a tutti, alla prossima. E noi ti abbracciamo sempre. Emanuele Pironi, grazie a te. Buonanotte. Grazie a Mattia Contarini, spero che sia stato bene qui tra noi. Molto bene, grazie a voi. Continua così. È dovuto assorbirti Renzo, però questo No, ma è ti andata bene costa. stavolta. E grazie a Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Noi ci rivediamo come sempre lunedì prossimo a partire dalle ore 20:45. Grazie ancora.